Un nuovo centro culturale riferito alla comunità bengalese nasce in Via della Rosta. Avete scelto come nome per identificarvi i pacifici. Con che messaggio a questo punto? Che messaggio volete lanciare? Volevo vivere pace insieme tutte comunità che esiste in Italia. Quindi sarà un luogo di preghiera e di incontro aperto a chi? Per tutti i musulmani, anche e se non è anche musulmani, qui si pratica, parla, dialoga per tutti. Abbiamo visto numerose donne e bambine, quindi sarà per entrambi, uomini, donne, tutti insieme? Sì, sì, donna, bambini, sì, bambini sarà uguale con il sopra, quando era donna deve essere un po' diviso il sotto, però se femmina e maschio ha posto entrare per tutti. C'è un po' di paura, un po' di diffidenza da parte degli altri residenti, allora cosa vuole dire loro? Essere tranquilli, questa via sarà sicura, non sarà male da noi, questa è parte sicura. Al di là del nome effettivo, formale o informale, è la prima moschea di Borgo Stazione, un sviluppo probabilmente inatteso ma che c'è stato e ora è un elemento di questo quartiere multietnico e multireligioso. Bisogna vedere se effettivamente, come affermano i fondatori, contribuirà al benessere, alla solidarietà di questo quartiere, che effettivamente è difficile perché è un esperimento vivente di convivenza tra più popoli e più culture.